Tribuna Amministrative 2020. Maria Laura Faccini, di Mestre Mia, dialoga con i candidati consigliere al Comune di Venezia. Bene, cari amici di Mestre Mia, buonasera, bentornati a quest'altro appuntamento di interviste o dialoghi, anzi meglio, elettorali. Io ringrazio come al solito Alessandro e Massimo Trevisan che ci mettono a disposizione questo bellissimo luogo per poter invitare i nostri candidati, e in questo posto appunto molto bello che è Abitare 3, negozio showroom in Corso del Popolo 95 a Mestre. Io sono Maria Laura Faccini e sono di Mestre Mia. Saluto i miei amici Andrea Sperandio, Francesco Brunello, Sabrina Scarpa, che sono sempre qui con noi. Ricordo che questa sera siamo in diretta come al solito, che se volete potete scrivere le vostre domande o nella chat qui in diretta, oppure come sempre vi propongo anche nelle nostre mail, appunto all'indirizzo che è Tribuna Amministrative 2020. Bene, e da domani ci sarà il video registrato appunto e sarà messo nel canale YouTube e poi sarà messo naturalmente anche nel nostro gruppo di Mestre Mia. Questa sera continua appunto la serie di confronti tra due candidati consiglieri comunali di liste opposte. Abbiamo con noi Deborah Onisto di Forza Italia e Giuseppe Saccà del Partito Democratico. Buonasera. E come al solito leggo un breve profilo dei due nostri ospiti. Allora, Deborah Onisto, classe 1966, risiede ad Ese, è sposata con una figlia. Ha conseguito il diploma presso l'Istituto Tecnico Nautico Venier di Venezia. Dal 1987 è dipendente dell'Istituto Veneto per il Lavoro, l'ente di formazione della Confartigianato del Veneto, dove coordina attività di formazione. Da qualche anno si è avvicinata al mondo delle moto, questo è molto bello, non lo sapevo, ed è una vespista, nonché vicepresidente del Vespa Club di Mestre. Riporto una sua espressione e contestuali parole: è la politica che riempie la mia vita. Ha ricoperto vari incarichi all'interno del suo partito Forza Italia, di cui è anche componente del coordinamento regionale. Sa quanto debba essere serio, rispettoso, leale il patto che si fa con il proprio elettorato, e in questa prospettiva ha sempre agito. Dal 2005 al 2010 è stata consigliere e presidente della prima commissione della municipalità di Favaro e dal 2015 a oggi, quindi uscente, consigliere comunale, capogruppo di Forza Italia e vicepresidente commissione cultura, promozione della città e turismo. Giuseppe Saccà, classe 1976, diplomato al liceo Franchetti, successivamente laureato in storia contemporanea a Ca' Foscari. Ha proseguito il suo percorso di ricerca in alcune istituzioni cittadine, però non era sufficiente per soddisfare il desiderio di vivere esperienze nuove e stimolanti. Così ha deciso di trasferirsi all'estero in altre città italiane, Parigi e Città del Messico, altre città e infine a Milano. In questo andirivieni si è sempre occupato di storia contemporanea, ha collaborato con testate cartacee e online, ha approfondito la storia italiana e in particolare quella veneziana. Tornato definitivamente a Venezia, ha partecipato a diversi studi sulla città metropolitana, ha collaborato con molte associazioni culturali e lavorato in fondazioni, enti pubblici e privati, anche come libero professionista. È autore, coautore o collaboratore di numerosi studi che si propongono di gettare uno sguardo sul futuro, cercando di far dialogare competenze e discipline diverse. Attualmente lavora alla Fondazione di Venezia. Bene, allora ancora benvenuti e possiamo cominciare con le domande. Una domandina. Allora, qual è la vostra posizione personale e poi chiaramente dei vostri partiti circa il ruolo delle municipalità e che cosa dite della figura del prosindaco per Mestre che è stata ipotizzata anche da alcuni candidati sindaco? Io credo che sia un livello istituzionale importante, al di là di quello che in questi anni si sia detto. Io credo che le municipalità devono avere un ruolo propositivo e sicuramente deliberativo, perché ce l'hanno tranquillamente senza nessun problema. In realtà in qualche maniera i presidenti si sono chiusi all'interno di un fortino
senza in realtà aprirsi alla città come avrebbe dovuto essere il livello a cui loro appartenevano. Quindi è un livello istituzionale più vicino alla gente, è quello che dovrebbe raccogliere le istanze e soprattutto dovrebbero essere quelli a fare una raccolta di proposte per il proprio quartiere. È un po' mancato questo ruolo, mi dispiace, c'è stata un'interpretazione forse anche da parte delle presidenze e dei consigli stessi verso questo ruolo che secondo me sarebbe stato molto importante e che non è stato assolutamente privato, quindi un ruolo propositivo e deliberativo che avevano e che avrebbero potuto esercitare dando veramente un contributo alla città. E del prosindaco che cosa dice? Io credo che qualsiasi figura istituzionale che possa dare risposte o che possa essere da tramite tra la cittadinanza e l'istituzione, io credo che non ho nessun pregiudizio o veto nei confronti di questa figura, per me tranquillamente. Bene, grazie. Giuseppe Saccani. Sì, devo dire che un po' mi stupisce questa risposta da parte della signora Ministro, perché una delle caratteristiche principali di questa giunta è stata proprio quella di azzerare importanti strumenti di partecipazione, a partire dalle municipalità. Lo stesso sindaco Bugnaro ha detto proprio espressamente che ha fatto questa scelta perché gran parte delle municipalità, tutte tranne una, erano di un colore politico avverso. Ma non è solo un problema delle municipalità, è un problema dei rapporti con il Consiglio Comunale e con altri enti / istituzioni tipo le consulte, ma è generalmente il rapporto dell'attuale amministrazione e dell'attuale sindaco in prima battuta che ha completamente annichilito tutti gli strumenti di partecipazione e anche la voglia del confronto. E francamente rimango anche un po' stupito sentire un attuale membro della maggioranza che si dice aperta alla figura del prosindaco, quando appunto in questi 5 anni io non ho mai sentito nessuna proposta in merito. Ricordo che con tutti i difetti delle passate amministrazioni i presidenti delle municipalità partecipavano alle giunte, quindi alle decisioni, e la figura del prosindaco è sempre stata presente. Ecco, una cosa che ci ha stupito in questi racconti che abbiamo sentito è che in alcune cose c'è stata comunanza di idee, come vi avevo detto, ed è una cosa che il cittadino chiederebbe, perché anche un cittadino ci ha scritto tempo fa che vede troppa conflittualità all'interno del Consiglio tra maggioranza e opposizione, quindi questa è una cosa, un desiderio che il cittadino vorrebbe vedere, quindi lavorare soltanto per la città e non solamente per la propria parte politica, quindi questa è un'esortazione che i cittadini ci fanno. Adesso parliamo di una cosa a cui voi siete legati e che conoscete sicuramente molto bene, che è la cultura. Abbiamo chiesto a tutti i candidati sindaco, ma anche ai vostri colleghi che sono venuti qui, quale sia la loro idea di cultura per Mestre, perché a noi, sapete, interessa questo territorio, in forma di programmazione organica e di carattere annuale anche per Mestre, evidenziando che l'attuale sindaco appunto si è tenuto la delega e che ha chiaramente manifestato l'intenzione di tenerla perché la ritiene importante, non soltanto diciamo come suo diritto, perché è il suo diritto da avvocarla a sé, ma anche perché ha inteso, e questo è stato scritto sui giornali, la cultura come una cosa molto ampia, quindi relazioni internazionali, cose che non strettamente legate magari al territorio, mentre Mestre avrebbe bisogno di una cosa più aderente al proprio territorio. Come la vedete voi di Forza Italia? Allora, io sono stata vicepresidente della Commissione Cultura, è un ruolo modesto ma che mi ha permesso, soprattutto su Mestre, di incontrare piccole associazioni culturali che riservano ai cittadini una grande voglia di espressione e di creatività. C'è una voglia di esporre, di mettere a disposizione questa creatività della città, e quello che sembra mancare in città sono gli spazi espositivi. Allora, Mestre effettivamente può, almeno dal punto di vista degli spazi pubblici, noi abbiamo la Povederia, abbiamo il Candiani, in realtà ci sarebbe la possibilità di fare una rete, ed è quello che più volte ho cercato di trasferire all'amministrazione e che le associazioni avrebbero voglia di fare.
di mettere in rete piccoli spazi culturali. Qui su via Cappuccina ci sono delle gallerie d'arte, che in qualche maniera quegli spazi a disposizione dell'amministrazione si potrebbe fare un percorso culturale di rete, ma io a questo mi piacerebbe farci anche un innesto di artigianato di un certo tipo, perché abbiamo delle realtà particolari a Mestre, c'è il gioielliere che fa archeologia, ora quindi ci sono delle realtà che forse non sono neanche conosciute, che sarebbe bello poter mettere in rete in un circuito legato alla cultura, che metta fare proprio un percorso, la Provvederia, il Candiani, il Tognolo, l'M9, cioè proprio noi le abbiamo questi spazi e abbiamo anche della possibilità di arricchirli, di metterli a disposizione, quindi secondo me la città va un po' dal punto di vista culturale, abbiamo anche degli aspetti archeologici che andrebbero, abbiamo delle tabelle che andrebbero da tempo diciamo di rifare, c'è un patrimonio in città che potrebbe essere messo più fruito e messo maggiormente a disposizione, e con una declinazione anche di coinvolgimento di alcune attività artigianali, commerciali, che abbiano delle caratteristiche particolari, spazi come stasera io credo che ci mettono a disposizione, insomma, un negozio messo a disposizione della politica, insomma bisogna capire, cominciare a fare livelli diversi ma che si intersecano tra di loro. Quindi questa è la mia idea ed è quello che mi propongono anche i cittadini, quelli che io ho incontrato in questi anni, sono nel mio piccolo ruolo, di poter in qualche maniera fare una rete, sia che siano gli spazi, sia che siano le idee. Ecco, quindi credo che ci sarebbe da lavorare e anche da fruire, ecco, da questo punto di vista. Prego. Allora, sicuramente il tema delle politiche culturali è stato uno dei temi più caldi di questa campagna elettorale, e io credo proprio perché, come è stato sottolineato, il sindaco ha mantenuto la delega, cosa del tutto legittima, ma poi non è riuscito a sviluppare quello che in città moderne vengono appunto definite politiche culturali. Faccio un esempio. Ci sarebbero tantissimi esempi. Io sono convinto, in questo sono d'accordo, che il capitale sociale e culturale della città di Mestre, per parlare oggi della terraferma, sia molto ricco. Però è un po' quello che dicevamo prima, bisogna essere in due almeno a collaborare, altrimenti è veramente difficile fare rete. L'amministrazione comunale dovrebbe porsi come una piattaforma con idee ben chiare dove andare, e attraverso degli strumenti molto semplici, ad esempio bandi aperti, chiari, trasparenti, assegnare delle risorse. Tutto questo, mi spiace dirlo, non è assolutamente avvenuto. Abbiamo visto, solitamente ci sono delle rassegne molto confuse in cui il protagonismo delle associazioni non manca, ma non viene coordinato, non viene valorizzato, e quindi si mettono dei loghi, perché a questa amministrazione piace moltissimo mettere loghi. Anche a Venezia si tratta tutto di loghi, dove però spesso la sostanza manca. E questo io credo che sia stato una delle più grandi debolezze dell'attuale giunta, e si vede in città, perché effettivamente ci sono spazi che potrebbero essere rigenerati e sono sempre più vuoti, e non è un problema di risorse. Io voglio essere molto chiaro su questo punto. A me ha colpito tantissimo quello che è successo dopo il confinamento, quindi in un momento delicatissimo per tutti noi. E il Comune di Venezia ha investito, così dice, 6 milioni di euro. 6 milioni di euro, con 6 milioni di euro si fanno altro che festival, altro che iniziative, 6 milioni di euro per l'acquisto del Teatro Tognolo, dimenticando però, o meglio, sapendolo benissimo, che il Teatro Tognolo è già di proprietà pubblica, ma di una società partecipata. Ovviamente lì era un problema di bilancio, era una partita di giro. Dopo il confinamento, quando il settore della cultura e dello spettacolo era assolutamente in ginocchio, per i motivi che sappiamo tutti, investire 6 milioni di euro in una partita di giro è stato, secondo me, l'esempio più eclatante dell'assoluta mancanza di politiche culturali, di idee di che cosa si voglia intendere con cultura, che è formazione, è conoscenza, è crescita. E il Comune di Venezia, perché ricordiamocelo, oggi giustamente parliamo di Mestre, ma il Comune di Venezia include al suo interno istituzioni culturali molto importanti che potrebbero essere anche, come dire, utilizzate, diciamo, da volano per connettere quella che è la creatività locale con un panorama nazionale e internazionale e crescere assieme.
Questo francamente sono anche i temi che più mi appassionano, certo. quindi mi scuso se magari vi faccio, Vabbè, mi infervoro, ma quindi sentir parlare di nuove segnaletica sull'archeologia mestrina, che per carità è importante, ma veramente, ma di cosa stiamo parlando? Un esempio. C'è la De Amicis, ci sono tanti Abbiamo anche l'M9, se è per questo. L'M9, se vuole ne parliamo per ore, abbiamo un contenitore stupendo, e possiamo anche straordinario. parlare di come il comune si è interfacciato con l'M9, ricordiamoci iniziative come Miss Italia o altre cose del genere, dove di culturale, insomma, possiamo pure parlarne a lungo. Io francamente ho veramente visto la mancanza di un assessore alla cultura, nel senso di una politica culturale chiara. Bene. Ecco, ieri non possiamo esimerci, perché c'è anche stato scritto per chiedere il vostro parere, c'è stata la presentazione in municipio del progetto per l'ex Umberto I. E è venuto fuori appunto stamattina sui giornali, perché lì sono stati invitati praticamente soltanto i rappresentanti della stampa, e si è visto un progetto che è un bel plastico, però un bel plastico bianco con un po' di verde in mezzo. Il progetto è bello se dovesse venire fuori così, però volevamo sapere quali sono le vostre idee e che cosa voi vorreste vedere effettivamente come rappresentanti della comunità in quel ex buco di Mestre dell'ex Umberto I. Lascio la parola. Parlo io? Sì, perché sembra che... No, parlando per prima, poi è molto più allora cominciamo, noi lo facciamo, io lo faccio per cortesia femminile, assolutamente. Non c'è nessun problema. Intanto, appunto, devo dire anche questo è un buon esempio di come ci si è mossi in questi 5 anni. Ovvero, guarda caso, a 2 o 3 giorni dal voto c'è stata questa presentazione del nuovo progetto, che alla fine si è presentato un plastico. Ovviamente questo plastico è stato presentato in una, diciamo, conferenza stampa in cui bisognava registrarsi, non solo la stampa ma chiunque volesse partecipare a questo momento importante della città, perché stiamo parlando di 5 ettari in pieno centro Mestre, appunto, che sono un buco, un buco che i mestrini sentono moltissimo. Ci sono associazioni, comitati che si stanno battendo da anni, associazioni e comitati che in pieno stile dell'attuale giunta non sono mai stati ascoltati. Un esempio proprio massimo è il destino dei padiglioni storici dell'Umberto I, e questi potevano già essere riconvertiti ad usi per la città. E c'erano tantissime proposte. Anch'io modestamente, proprio 2 o 3 giorni prima che venisse fatto questo annuncio in pompa magna, ma appunto di un plastico e nulla più, avevo immaginato che alcuni parti di quei padiglioni potessero diventare una cittadella dei bambini, perché sappiamo benissimo che questo tipo di servizi in questa città mancano profondamente. Mestre non è una città a misura di bambini, ma questa era solo un'idea tra le tante che emergono dal tessuto anche associativo mestrino. E il problema, ribadisco, dopo 5 anni di amministrazione, in una situazione sicuramente complessa, per carità, non lo nego, ma dopo 5 anni, a 3 giorni dalle elezioni, si arriva a presentare un plastico bello, brutto, ma alla fine è un plastico, e ho visto un video in 3D. E di sostanza finora, anche in questo caso, ben poco è stato fatto, e soprattutto uno dei compiti del futuro Consiglio Comunale più importante per Mestre sarà firmare la nuova convenzione. Quindi, dopo 5 anni di amministrazione di Brugnaro, sull'Umberto I, ex Umberto I, siamo a un plastico, punto. Replica? No, io non so se ci rendiamo conto di quello che possa essere un percorso amministrativo per realizzare un progetto di quel genere. Noi abbiamo ereditato una situazione allucinante, soprattutto sull'Umberto I, quindi avevamo una progettualità che è completamente fallita, e che il famoso buco non è certo stato fatto dalla Giunta Brugnaro. I progetti devono avere gambe e devono avere risorse. Trovare investitori di questi tempi, credo che siamo tutti consapevoli delle difficoltà. Ora abbiamo un grande investitore che ci ha portato una proposta, è un progetto che ovviamente farà l'iter amministrativo con tutta la variante, con tutte le convenzioni e con tutti i progetti che dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale. Dire limitatamente se si è presentato un plastico lo trovo riduttivo di fronte a quello che potrebbe essere una vera progettualità
che interessa cosa alla città, mettiamo dentro qualcosa, quel buco, copriamo quel buco. Come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare bene, lo vogliamo fare bene, lo vogliamo fare sulle istanze della gente, dove si può, che si coincidono ovviamente con gli investitori, ma devono essere anche delle richieste, delle progettualità che vanno con l'economia, con quello che chiede non si possono fare grattacieli se non si chiede più residenze, non si possono fare supermercati se non servono più la città. Deve essere una progettualità a dimensione di questo territorio, una dimensione che deve vedere una collocazione specifica di come posso dire, di attività che siano conformi a quello che è questa città. Quindi secondo me limitare e dire che è stato presentato un progetto, è chiaro che il professore... magari ci fosse un progetto io credo plastico. che sul plastico poi ci stiano lavorando anche i professionisti e gli architetti, perché arrivare lì per presentare un plastico probabilmente lei mi insegna che nel riprodurlo a monte c'è stato fatto un progetto. Ecco, quindi io su Umberto I devo dire la verità, spero che dato questo momento si dia gambe ai progetti, e auspico veramente che quello che hanno presentato ieri, il verde e tutte le collocazioni di alcune come posso dire, attività siano veramente veloci e anche ci dia la possibilità di fruire finalmente di uno spazio che attualmente è in degrado, insomma. No? Certo. Parliamo di un'altra cosa che per noi è importante, il commercio. E quindi che è anche quello legato a quell'area tutto sommato, però anche questa non possiamo più perdere treni di qualsiasi tipo, perché il commercio a Mestre al netto del Covid era già in grandissima sofferenza e le serrande chiuse dovute poi a molteplici motivazioni producono insicurezza, degrado e oltretutto povertà, perché poi ecco. Quindi come la vedete voi? Quale potrebbe essere un progetto a breve, quindi per andare incontro nell'immediato al commercio, e poi a medio e lungo termine per poter risollevare questo aspetto? Allora io... Prego, sì. non sapevo. Grazie. Noi tutti credo che abbiamo fatto una riflessione sul commercio e siamo resi conto che la crisi è non della città di Mestre, è una crisi che coinvolge tutte le città d'Italia e oltre. Il commercio è cambiato, ce lo si diceva anche prima, le attività vedono ormai un mercato virtuale e questo ovviamente ha condannato i nostri commercianti, però è anche vero che poi qualcosa bisogna fare, quindi l'amministrazione ha voluto un dialogo continuo con le categorie, ipotizzare, non so, per periodi particolari, penso ai venerdì, oppure a loghi particolari, distretti, cercando di poter dare un contributo in questo momento di crisi. Ha cercato di intervenire sulle tassazioni dove c'era possibile, che siano state le tassazioni locali, abbiamo cercato di diminuirle per quanto poco, abbiamo cercato chi aveva le locazioni con il comune ha cercato di spostare, posticipare, fermare affitti, insomma noi abbiamo cercato di intervenire dove nelle leve che ci sono consentite. Risolve? Non lo so se questo risolve, mi rendo conto che forse bisogna cambiare completamente idea e cercare di andare incontro ai commercianti con altri strumenti. Gli strumenti quali possono essere? Qualcuno dice di riconvertire, altri di sondare le nuove richieste del mercato. Credo che questo lo facciano quotidianamente i nostri imprenditori e l'amministrazione può essergli vicino cercando in qualche maniera di agevolare su quelle che sono poi tutte le potestà che ha un'amministrazione. L'idea è geniale, francamente, vi dico la verità, non l'ho sentita e non l'ho ancora potuta studiare. Penso che ci sia la possibilità però di fare molto e di individuare insieme anche nuovi percorsi
di riqualificazione della città, perché senza i nostri imprenditori, i nostri commercianti effettivamente una città muore, e certo. quindi è necessario che loro sopravvivano, e credo che l'amministrazione sia vicina ai nostri imprenditori. Insomma. Grazie. Prego. Allora, sicuramente su questo sono d'accordo, la crisi del commercio viene da lontano e non riguarda solo Mestre, ma diciamo tutto, chiamiamolo il commercio di vicinato, e determinate tipologie di commerciali soffrono a Mestre come in tante altre città. E anche in questa volta sono d'accordo, non esiste la pallottola d'argento che tutto può risolvere, bisogna utilizzare secondo me diverse leve, le levi fiscali che sicuramente aiutano, e su questo credo si potesse fare di più. È stato citato il tema dei distretti, dei DUC, dei distretti urbani del commercio, e a me non risulta che in questi 5 anni ne siano stati attivati nemmeno uno. Ma diciamo, per le politiche di rigenerazione io tornerei a quel capitale sociale e culturale di cui stavamo parlando prima. Faccio un esempio molto concreto e pratico, così vediamo di capirci. Quello che è successo in via Camarcello secondo me è l'esempio di come un progetto di rigenerazione è stato sostanzialmente banalizzato. Noi sappiamo benissimo che via Camarcello era una situazione in forte degrado, è stato fatto un intervento di carattere alberghiero per cercare appunto di aiutare dei percorsi di rigenerazione, però come sempre si è volato, come spesso accade, bassi, intendo. I progetti architettonici, che poi è stata data l'autorizzazione, sono progetti architettonici, dispiace dirlo, ma di scarso valore, nel senso, non voglio dire che sembra di essere dei palazzoni dell'Unione Sovietica anni 50-60, ma di certo non sono un segno all'altezza dei tempi e all'altezza di Mestre. Ma quello che a me ha colpito di più è proprio la cosiddetta ricucitura che si fa tra questi interventi e quelli che può essere anche il centro di Mestre. Si parlava ad esempio prima di M9, ma di Corso del Popolo, di via Cappuccina. Che cosa ha fatto l'amministrazione? Ha di fatto creato una, chiamiamola calle, che porta da quei nuovi alberghi al binario numero 1 della stazione, il che vuol dire che questi nuovi frequentatori della città cosa fanno? Vengono accompagnati ad andare a prendere il loro treno per andare a Venezia e tutto qui si ferma. Politiche di accompagnamento per far sì che questi in qualche modo scoprissero la città di Mestre e aiutassero anche loro a rigenerarla, perché sappiamo che il commercio vive se ci sono strade appunto con persone che ci camminano, che la abitano, che la frequentano, che la visitano, che siano turisti o che siano anche residenti. Tutto questo non è stato fatto. Io adesso non faccio il nome per non fare pubblicità, c'è soltanto una struttura alberghiera che si sta muovendo in un certo modo in quella zona e si sta muovendo da sola. Io li conosco molto bene, ho avuto anche il modo di collaborare e loro mi dicono sempre un senso forte di frustrazione. Frustrazione perché si sono sentiti abbandonati, non sono stati accompagnati ed è quella del commercio una situazione molto molto complicata, come dicevamo, molto delicata. Bisogna utilizzare tante di queste leve. Purtroppo devo dire anche in questo insieme di politiche, perché ha ragione il signor Onisto, non esistono formule magiche, bisogna intervenire in maniera attenta, puntuale, con grande cura e puntando soprattutto alla qualità di tutti i tipi di interventi. Questo io credo sia profondamente mancato in questi ultimi anni a Mestre. Bene, dal commercio si passa, perché è un passetto più in là, al degrado, alla sicurezza, e sappiamo tutti bene quanto Mestre soffra di questo tipo di problema. Nel 2018 c'è stato il Maxi Blitz che ha dato dei risultati notevoli, che però poi non sono stati continuativi nel tempo, perché purtroppo il discorso il problema dello spaccio e di certi nuclei, diciamo, molto forti in città è rimasto. La gente dalla stazione, via Piave, via Cappuccina, Corso del Popolo, ha paura a uscire di sera, quindi diciamo che nonostante gli sforzi e nonostante anche l'assunzione di numerosi agenti di polizia locale, si dovrebbe sicuramente fare di più, quindi una rigenerazione che poi porti anche a una sicurezza maggiore. Come vedete voi questo aspetto? Mi dica lei. Come volete. Io lascio Se tocchiamo un tema difficile del commercio, credo che quello della sicurezza sia altrettanto difficile. Sì, Io vi dico quello che è stato fatto e quello che per me manca.
nel senso che l'amministrazione in questi 5 anni ha aumentato gli organici, quello che è in capo all'amministrazione, cioè non è che posso aumentare gli organici della Polizia di Stato, no, ecco, questo non riesco ancora a farlo. Altri tipi di organici sì. Sto parlando della Polizia locale. Abbiamo aumentato gli organici, abbiamo aumentato le risorse per la formazione di questi organici, abbiamo investito su nuove autovetture, abbiamo aumentato le telecamere in città, abbiamo aumentato i mezzi a disposizione dei nostri vigili, abbiamo aumentato l'unità cinofila, abbiamo aumentato la possibilità di avere dei mezzi anche nuovi tipo i squat che permettono di fare i sottopassi, le piste ciclabili. Abbiamo fatto tutta una serie di interventi, abbiamo anche investito molto. Abbiamo nel 2019 modificato il nostro regolamento di polizia, che era fermo da circa 34 anni, oltre 30 anni, e adeguandolo quindi con nuovi aspetti anche giuridici, adeguandoli a quelli che sono anche quel minimo che può fare l'amministrazione ai nuovi reati. Quindi abbiamo potuto inserire attività di repressione sul rispetto del decoro, c'è la famosa DASPO, c'è la possibilità di intervenire sul sovraffollamento degli appartamenti, insomma quello che poi nelle città vivono quotidianamente. Gli interventi abbiamo fatto una nuova control room, abbiamo fatto quindi una centrale operativa che ha messo a disposizione tutta la rete delle telecamere che ci sono in città. Io credo che per quanto riguarda le nostre auto a disposizione dei sopralluoghi della sorveglianza, penso che abbiamo investito e abbiamo in qualche maniera messo a disposizione della città quello che potevano essere i controlli. Leggevo proprio oggi dati sul recupero di stupefacenti, arresti su alcuni reati tipo quelli dello spaccio, cioè, sono aumentati in maniera esponenziale in questi anni. Cosa manca? Cosa serve? Io credo che deve essere modificato e cambiato il codice penale, cioè noi stiamo cercando di intervenire su reati che sono cambiati rispetto al codice e che ha bisogno di essere rivisto, dando quegli strumenti non solo alla nostra polizia locale ma anche alla polizia carabinieri di poter intervenire in maniera più decisiva. L'altro giorno leggevo sui giornali il famoso Mummia, è stato arrestato non so quante volte e finalmente si è riusciti a procedere con un espatrio. Io non so se questo signore ritornerà molto velocemente da qui, però credo che tutti i cittadini hanno questo dubbio. Quindi sulla sicurezza io dico che almeno sono stati messi in campo tutti gli strumenti che erano possibili. Io guardavo l'altro giorno in città e voi mi dite, io Viale Garibaldi, ho cercato di fare un po' uno screening di quelle che sono le nostre strade, le nostre piazze, perché sempre ci vediamo degrado e violenza che credo che in realtà avevo fatto una riflessione, ho detto beh, le nostre strade principali possono essere Viale Garibaldi, Viale San Marco, Via Milanese, insomma tutto sommato, e il centro città, dico, siamo riusciti a arginare e mantenere un minimo di decoro e soprattutto poi è vero, si concentra molto vicino alla stazione e gli interventi sono continui e c'è questa parte di Corso del Popolo, quello c'è per tutta la parte perimetrale nei confronti della stazione, luogo che mi sembra quello più in qualche maniera soggetto a continui stazionamenti di strani personaggi. Ecco, questo quindi, diciamo, io dico che mi sento di dire che insomma, rispetto sono stata anche in altre città d'Italia, noi cerchiamo di arginare poi mi dicono che c'è una forma di intelligence, però non sono ecco, mi documentavo, c'è una forma di intelligence in cui la nostra polizia, ma in collaborazione con le altre forze dell'ordine,
ha questi gruppi di persone che stazionano, che spacciano, che conoscono perfettamente, no? Che sanno perfettamente cosa spacciano, che l'hanno presi tantissime volte, eccetera, ma avere un controllo e conoscenza di questi soggetti permette per quanto poco di arginare il fenomeno. È anche vero che un continuo arresto sulla cosa, che gli spazi vengono sempre occupati come in politica, no? Lasciati liberi, e del subentro di nuove bande all'intelligence diventa un lavoro che riprende lo studio di queste, ecco, quindi cerchiamo di limitare, di arginare. Cosa serve ancora? Allora, io credo che sia stata perfettamente descritta appunto le politiche dell'attuale amministrazione, che puntano tutto al controllo del territorio e repressione. Ed è ovvio che con i criminali non c'è molto altro da fare, su questo siamo tutti d'accordo, ma soprattutto un'amministrazione comunale, perché poi ci sono anche le forze dell'ordine, la famosa retata che è stata citata, ovviamente è stata fatta dalle forze dell'ordine in collaborazione, ma è la polizia e i carabinieri che fanno questo tipo, ognuno ha il suo compito, e quindi quello è il compito dei determinati organi dello Stato. Altri, le amministrazioni, io credo che dovrebbero fare anche altro. Si parlava delle assunzioni, a me sembra, cioè, sapere che ci sono 2800 circa dipendenti comunali, 800 di questi sono vigili urbani, e poi l'unica cosa che leggiamo negli ultimi giorni di Mestre, che è la capitale dello spaccio, c'è qualcosa che non funziona. È evidente che c'è qualcosa che non funziona. Io non mi sono limitata al titolo, però ci ho letto anche l'articolo. Ho letto molto Teo, ho visto le comparazioni con Bologna, con Milano, tutto ovviamente sulla base dei residenti e di quant'altro, e i numeri sono chiarissimi. Quindi manca tutta l'altra parte, diciamo, della gamba, che è quella del contrasto appunto al degrado, e torniamo sulle politiche di rigenerazione che si fanno con altri strumenti che l'amministrazione comunale di Venezia ha sempre fatto, il che non vuol dire che fossero perfetti, assolutamente funzionanti, non si dovessero riformare, ma di certo non dovevano essere azzerati. Penso a tutte le politiche sociali, penso agli educatori di strada, penso a servizi come l'ETAM, riduzioni del danno sono stati sostanzialmente annichiliti al pari delle politiche culturali, che vanno, e qua ritorniamo a quello che dicevamo prima, assieme accanto alla repressione della criminalità. L'esempio massimo è Via Piave, che è il centro, diciamo, ahimè, di questa zona di forte degrado, non riguarda solo Via Piave, dove anche qui abbiamo associazioni molto attive, non faccio i nomi ma le conosciamo tutte, e anche questi, basta, lo dico, vado a parlare così e si sentirà che loro hanno proposto diverse iniziative, l'ultima anche sul tema delle tossicodipendenze, proponendo diverse iniziative e da anni, e questo tipo di politiche appunto sociali e culturali che aiutano a rigenerare la città, questa amministrazione le ha assolutamente sottovalutate, direi che proprio non le ha prese in considerazione, ed è un vero peccato, e purtroppo io credo che i risultati si vedano. Non sto dicendo che adesso Mestre sia il Bronx, che ci siano sparatorie o cose del genere, però è indubitabile che ci siano delle zone ancora profondamente degradate sulle quali non si sta intervenendo. Se posso, Maria Laura, su questo, no, io vorrei che nei miei interventi io cerco di risponderti vorrei in qualche maniera rassicurare che tutte le politiche sociali ci sono tuttora. Faccio presente che per quanto riguarda per esempio lo spaccio, l'uso e l'uso di stupefacenti, noi abbiamo una popolazione che utilizza la droga, che molto spesso mi dicevano non è residente, prendono, acquistano e ripartono, prendono il treno e tornano via, oppure prendono e si rimettono nei loro appartamenti. Non è che abbiamo gente per cui le politiche vanno adeguate anche agli stili di vita di questi consumatori, siamo d'accordo, e su questo c'è, appunto, e questo viene fatto. Quindi in qualche maniera denigrare un lavoro sottile, continuo e silenzioso rispetto anche ai nostri operatori, mi permetto di dire che insomma lo trovo un po', ecco,
poco carino. Parlo molto con questi operatori e qualcosa mi dice che loro non si sentono assolutamente denigrati dalle mie parole. Confermo che l'attività sociale continua, è assidua, va pari passo con quelle che sono ovviamente questo tipo di popolazione che frequenta e che fa uso di stupefacenti, e quindi non volevo intervenire in questo senso, ma grazie se mi hai permesso questo chiarimento. Contro replica, perché facciamo come a te. No, ma lo dico, io ho massimo rispetto per chi lavora sul campo, questo però appunto perché conosco molti di questi servizi. Io nel passato, adesso quando ho fatto la mia piccola biografia non siamo andati nello specifico, ma io ho lavorato in comune per 2 anni, mi sono licenziato circa 3 anni fa e lavoravo soprattutto sul campo delle politiche culturali, in abbinata appunto con gli interventi sul territorio da Via del Bosco, ad esempio a Marghera, e anche su Via Piave, quindi credo di conoscere abbastanza bene gli operatori e credo di conoscere sicuramente bene quello che è successo negli ultimi anni come depotenziamento dell'attenzione e delle risorse che vengono date a determinati servizi, che non vuol dire che siano stati azzerati, ma sono stati sicuramente ridotti. Questo è un dato di fatto. Domandina più facile. Allora, conoscete molto bene il centro civico vicino al Duomo di Mestre, all'ex centro civico, dove c'era l'emeroteca, che è stato riqualificato, eccetera. C'è una grande richiesta da parte dei cittadini di poterlo reistituire proprio come un punto, dato che è centralissimo, comodissimo, come un punto di ritrovo sia per le persone anziane ma anche per giovani, per persone che vogliono andare a trascorrere qualche ora magari leggendo il giornale, farne qualche sede di associazioni e così via. Mentre è da anni che è lì, è stato fatto un bando, c'era l'idea di fare ristorazione, poi invece è andato tutto deserto. Voi avete, dato che lei sappia appunto, dato che è uscente, che ci sia qualche altra prospettiva o comunque vorreste fare qualche cosa, e lo stesso anche Giuseppe Saccà, perché è un posto importante. Quello è un luogo straordinario, sì. per quanto riguarda il mio pensiero personale. È un luogo che si presta ovviamente a essere maggiormente valorizzato, più che almeno limitatamente che possano le persone leggersi il giornale, no? Io vorrei qualcosa di più ambizioso sinceramente dentro lì. Il problema di quel luogo è che deve essere terminato dal punto di vista del restauro e sono ingenti le risorse che ci vengono richieste. Il sindaco Bugnaro aveva più volte verificato la disponibilità con un bando pubblico di poter trovare il finanziatore, e colui che quindi mette a posto inserisce quindi anche un'idea. Avevamo questa idea progettuale di una scuola di cucina, di alta cucina, insomma, che potesse dare degli spazi. Avevamo già detto anche noi attraverso il Consiglio Comunale, avevamo detto sì, l'alta cucina che venisse coniugata poi con degli spazi messi a disposizione della città, quindi c'è questa idea di poter in qualche maniera usufruire di quello spazio. Noi abbiamo fatto delle attività espositive con l'Ordine degli Architetti l'anno scorso, perché purtroppo il luogo è tuttora un cantiere, quindi ci sono tutti i problemi legati alla sicurezza, ma io avevo cercato in qualche maniera di poter dire mettiamolo a disposizione lo stesso della città anche se non è terminato, e da questo punto di vista gli architetti ci hanno dato una mano perché hanno fatto tutto l'aspetto della sicurezza provvisoria fin tanto che ci sia stato possibile fare i loro eventi. E avere lì è un confermo che è un luogo, è un punto decisamente strategico e bellissimo. Questo sì. Prego. Allora, che sia un luogo molto strategico e anche molto bello è indubitabile, visto insomma siamo proprio in bocca di piazza, accanto al Duomo, su questo siamo tutti d'accordo. Bisogna sicuramente trovargli una funzione adeguata. Io ritorno sull'idea che avevo proposto, che ho proposto per alcuni padiglioni dell'ex Umberto I. Questa città ha mancanza di tanti servizi, ad esempio quelli per i più piccoli, per i bambini. Quello è uno spazio, secondo me, che può essere adeguato per accogliere determinate attività. E, su questo, ecco, c'è proprio un impianto diverso su come intervenire per rivitalizzare, rigenerare alcuni luoghi. E questa amministrazione cerca sempre, giustamente, di trovare l'aiuto del privato. A volte l'aiuto del privato non si potrà trovare, perché ad esempio la Piazza Ferretto, parlavamo prima del commercio, camminare adesso per Piazza Ferretto purtroppo è molto triste,
perché gran parte dei negozi è chiuso, e non è soltanto questione del confinamento, lo era anche prima. Qui ci vuole una forte leva del pubblico e non stiamo parlando di investimenti faraonici. Secondo me, ecco, riuscire ad attrezzare quel luogo e affidarlo a imprenditori sociali. Faccio un esempio, è stato fatto ad Altobello. Il comune all'epoca aveva semplicemente restaurato un piccolo edificio su 2 piani, è stato affidato con un bando chiaro e trasparente a un'impresa sociale. Questa impresa sociale ha impiantato dei servizi per bambini e anche di formazione. Quindi sì, è vero, il comune ha dovuto fare un investimento, ma il ritorno sociale da quell'investimento è stato sicuramente maggiore di quei, non so che cifra, ma stiamo parlando di restauro molto semplice, sono stati investiti. Quindi ricercare il privato è sicuramente importante, ma non ci si può semplicemente rinchiudere nella ricerca del privato. A volte il pubblico ha l'obbligo e il dovere di intervenire, perché poi le ricadute economiche e sociali vanno ben al di là di quello che è, a quel punto sì, un investimento e non semplicemente una spesa. Certo. Quindi ecco, l'idea adesso avete capito, io sono un po' affezionato a questa cosa perché vedo che proprio i servizi per bambini mancano in questa città. Ci potrebbero essere anche delle altre idee, ma qua abbiamo detto ci sono tante associazioni che di idee ne hanno da vendere, basta saperle ascoltare. Ecco, per i Mestrini è anche molto importante la rivalutazione storica, cioè a Mestre la necessità di vedere rivalutata la sua identità, le sue tradizioni, la sua storia e anche i suoi personaggi famosi. È stato proposto anche da un cittadino di insegnare tutto questo nelle scuole della città, magari con fascicoli o libretti specificamente adattati alle varie fasce di età, e però nel contempo l'amministrazione dovrebbe fare un gran lavoro di recupero di queste tradizioni, di queste identità che finora diciamo alla maggioranza dei mestrini è parso che sia mancata, e non solo in questi ultimi 5 anni, anche in precedenza. Quindi che cosa si potrebbe fare a questo proposito? Perché i mestrini si sentono sempre schiacciati da Venezia, quindi questo è indubbio. Ma non so, io questa cosa di dire che non riusciamo a fargli trasferire le nostre radici culturali, cioè è in capo ognuno di noi, credo, alle famiglie, alle scuole, come dici tu. Io credo che insomma ci sia questo, io riconosco la parte storica della città di Mestre. Chiaramente abbiamo Venezia che da questo punto di vista è la culla, dico, del culturale, insomma, ma Mestre ha la sua storia, va sicuramente preservata, poi se possibile anche trasferirla, ma è un lavoro che implica un lavoro di tutti, insomma, che non possiamo affidare alle scuole, semplicemente alle scuole. Io so che in città le associazioni in qualche maniera ci sono, come si diceva, il lavoro delle associazioni in tal senso l'hanno sempre fatto. Anche la nostra, Mestre Mia, è nata per quello. Devo dire la verità che ho visto pubblicazioni, ho visto attività, ho visto iniziative, insomma non è che sia questa parte sia mancata. Poi non so l'interesse della nostra comunità se ci sia è davvero, però non è assolutamente mancata. Serve fare all'interno dunque delle scuole, ci sono quelli che chiamano progetti educativi in cui c'è la possibilità di inserire dei percorsi. Io credo che potrebbe essere anche questo una parte da fare, da poter quindi inserire, cercare di proporre, credo che può essere fatta anche per i bambini, lo trovo anche giusto, complementare alla storia di quella che è tutto il nostro comune, la nostra città, insomma. Quindi nessun problema a dire che mi pare sempre che manchi questa cosa di attenzione nei confronti di Mestre. Mi dispiace un po', forse perché magari io mi sento molto vicina a quello che è l'aspetto proprio culturale. Per cui benissimo, non posso dire che potrebbe essere un'idea bellissima. Un impegno. Sì, ma non è neanche così particolarmente difficile fare una promessa di questo genere qua, insomma, è un patrimonio da trasferire ai nostri bambini, non credo ci sia problemi in tal senso. Una città a misura di bambino, ci vorrebbe, io l'ho sempre sostenuto. Il nostro problema forse è avere i nostri bambini, perché ormai ci stanno aiutando con i bambini, sì, ecco, sì, ecco, quello ecco, Giuseppe. Sì, allora sicuramente, è un problema che si trascina da tempo in questo, assolutamente non è che manchi uno spazio, diciamo lo spazio della memoria della città solo negli ultimi 5 anni.
credo che sia arrivato il momento comunque di agire per averlo. Spazi in città, diciamo, vuoti che possono essere adattati per questa funzione ci sono, però vorrei essere, ecco, bisogna avere anche qua un'idea, come dire, culturalmente innovativa. Io credo che ad esempio un museo della città, come a volte si parli, non sia sufficiente, ossia avere un museo dove trasferire magari qualche reperto credo che possa sì aiutare a riscoprirci, ma la forza secondo me delle operazioni culturali è partire dal passato per poi proiettarsi anche verso il futuro. E qua riprendo un tema che a me è molto caro, che in molte città si fa, che è quello del cosiddetto urban center. Gli urban center solitamente, adesso banalizzo, si possono dividere in due parti: una parte in cui si ragiona sulla memoria di un tessuto urbano, di una città, e la seconda parte dove ci si proietta verso il futuro, e spesso sono proprio ritagliati per i più piccoli, in maniera tale che attraverso questo percorso possano riscoprire o scoprire le loro origini, il loro passato, ma allo stesso tempo guardare verso il futuro. E io sono convinto che Mestre, io e non solo io, insomma ci sono tanti studi, ecco, che Mestre sia una città prettamente novecentesca, senza dimenticarsi le sue origini, però è sicuramente una città novecentesca e come tale deve soprattutto proiettarsi al futuro. Quindi più che un museo della città io vedrei bene uno spazio che possiamo chiamare urban center, in cui ci sia il punto della storia, della memoria, e poi quello della progettazione futura. Ciò non toglie che bisogna fare alcuni interventi anche, diciamo, di urbanistica, chiamiamola spicciola. Penso anche in Piazza Barche, dove c'è anche un bel monumento alla partigiana completamente nascosto, e c'è anche un bellissimo progetto di una scuola media, la Bellini, che ha fatto tutto un progetto partecipato con la cittadinanza, facendo delle interviste, che proprio chiede che questo monumento venga riscoperto. Ma ci sono tanti piccoli luoghi, e questi sì, quindi degli itinerari che poi conducano a scoprire il passato e soprattutto il futuro di Mestre all'interno, chiamiamolo urban center o troviamo un altro nome. Questa credo che possa essere un'idea che allora si valorizza un luogo e uno spazio, ad esempio la De Amicis, ma ce ne sono tanti altri volendo, in cui si tenga memoria e futuro assieme. Allora, ci stiamo avvicinando verso la fine, facciamo le ultime due domande. La prima riguarda viabilità e piste ciclabili. Vi sembra che quanto fatto dall'amministrazione, quindi con occhio obiettivo, uscente, sia stato sufficiente per la fluidità del traffico a Mestre e la sicurezza dei pedoni? E poi che cosa ci è arrivata anche una richiesta di allargare, estendere l'area delle zone blu a tutta la città, con adeguamento però al ribasso delle tariffe, quindi pago meno ma pagano tutti. Che cosa ne pensi? Sulla rete ciclabile credo che abbiamo fatto un intervento di proseguo di un lavoro fatto nel passato, e in parte l'abbiamo in alcuni spazi, in alcune parti della città l'abbiamo anche terminato, quindi dal punto di vista delle piste ciclabili credo che sia stato fatto un lavoro importante. Sulla fluidificazione del traffico, forse alcuni interventi di rotonde in centro città, probabilmente io ne ho visto un miglioramento da questo punto di vista, anche i cittadini lo dicono, insomma non... Dal punto di vista delle strisce blu io le odio le strisce blu, no. Nel senso che quindi abbiamo da parte dei cittadini la richiesta di estenderle ancora maggiormente e di diminuire e pagare meno. Sì, pagare tipo 50 centesimi per non dire. Non so cosa rimanga ancora fuori dalle strisce blu, francamente. Le zone un po' esterne della cintura. Pochissimo. Potrebbe essere un'idea, ma io credo che alla cittadinanza serve anche degli spazi a stalli bianchi, insomma, perché a volte effettivamente... In centro non ce ne sono tanti spazi bianchi. Appunto sto dicendo, non so che spazi bianchi siano rimasti, che stalli bianchi siano rimasti, perché in centro assolutamente no. Tu parli più in periferia, allora mi do un motivo, cioè non riesco a capire se ha senso poi trasformarli in strisce blu nella parte periferica, perché è qui che bisogna fare una turnazione delle auto e quindi in qualche maniera di essere un po' più, il pagamento della sosta permette di dare più giro alle auto, ma non so se ha senso ampliare gli stalli a questo punto blu, una zona più periferica, insomma credo che ne abbiamo fatte tante, ne sono state fatte in passato
e credo che insomma siano sufficienti. Grazie. Forse diminuire magari quelle già presenti. Bisognerebbe parlare col prossimo assessore. Però bisogna vedere i bilanci sinceramente, Ecco, perché a volte noi se facciamo dei ragionamenti qui sì, che ci magari si non scontra sono sempre sostenibili. con i bilanci delle amministrazioni pubbliche che non sono sempre così floridi. Ecco. Prego. Allora, sulle piste ciclabili sicuramente è stato proseguito un lavoro, non è ancora completato, ma ci sarà sicuramente modo di completarlo. L'unica cosa che io ravviso è che ci sono alcune piste ciclabili pericolose. Non sono ben, come dire, separate da dove passano le macchine, e questo secondo me è un problema grosso che va affrontato anche per dare proprio l'idea del segno di una città a misura di uomo e di bici. Mestre in questo è perfetta sia come dimensioni e sia perché sappiamo è totalmente piana, e io dico che metterei anche zone a 30 km/h proprio per dare massima sicurezza senza andare a, come dire, intaccare la viabilità. Sulle zone blu secondo me bisogna fare un ragionamento un po' più articolato. Io le zone blu, lo dico sinceramente, per chi, a proposito del commercio e delle nostre attività, per chi un'ora e mezza, 2 ore si decide, va a spendere in un negozio, e ci sono tutte le possibilità per certificarlo, io le metterei gratuite, ma aggiungo questo per dare, come dire, pari concorrenza. Noi sappiamo che uno dei grossi problemi, insomma, del commercio, soprattutto in centro Mestre, è la concorrenza dei grandi centri commerciali. Era stata fatta una proposta a inizio di questa consigliatura di estendere le zone blu ai centri commerciali, ovviamente a pari condizioni. 2 ore, dico 2 ore, poi bisogna fare degli studi, 2 ore di gratuità se si spende in centro, in qualche negozio del centro, 2 ore di gratuità nelle zone dei centri commerciali. Io credo che questo è un piccolo intervento che può aiutare a come dire, ricalibrare il flusso delle persone, perché io resto sempre convinto che se si riesce a rendere competitiva l'accessibilità, la viabilità e anche a renderla più vivo, il centro potrebbe essere molto più competitivo rispetto ai centri commerciali, che francamente adesso spesso e volentieri io ritrovo, lo dico adesso, qualcuno si arrabbierà, un po' tristi, quindi credo che sia molto più bello andarsi a fare una vasca, come si suol dire, in piazza Ferreto o nelle zone limitrofe, e andare nei centri commerciali. Però i centri commerciali forniscono dei servizi, e qua rientriamo nei distretti urbani commerciali, in quello che può fare l'amministrazione in accordo con i commercianti, fornire gli stessi servizi che vengono forniti nei centri commerciali, anche come intrattenimento anche di qualità. E su questo allora si può sicuramente bilanciare quella che è una concorrenza e aumentare la qualità dell'offerta complessiva e anche le opportunità per i cittadini. Sul bilancio faccio solo una piccola parentesi: è vero, è ovvio che bisogna stare molto attenti al bilancio. Sottolineo che c'è appunto questa divaricazione spesso tra l'efficienza di un bilancio e l'efficacia. Alcune politiche costano ma danno poi dei risultati nel lungo periodo, quindi non sono semplicemente un buco di bilancio. Per di più in un periodo, e questo lo sappiamo, negli ultimi 5 anni in politica ci vuole anche fortuna. Questa amministrazione è stata molto fortunata perché negli ultimi 5 anni sono arrivate tante risorse a questa città, e non solo a questa città. È stato allentato il patto di stabilità, il patto per Venezia, il finanziamento della legge speciali, tanti trasferimenti. È paragonabile a quello che è successo nella seconda metà degli anni 70 con i famosi decreti Stammati. All'epoca c'era la sinistra, la famosa giunta Rigo Pellicani, che ha approfittato di quei finanziamenti per ridisegnare grandi parti delle città, soprattutto nella periferia. Parco Bissuolo, all'epoca la periferia ormai è centro, Parco Bissuolo, è incominciato a generare il sistema dei parchi. Mi dispiace che questa amministrazione forse non è riuscita ad avere un'idea della città così forte e che puntasse alla qualità per risollevare e riequilibrare alcuni disvalori che esistono tra le diverse parti della città. Grazie. Ultima cosa, secondo voi, uno e l'altro, quali sarebbero le prime cose da affrontare, saranno le prime cose da affrontare per la nuova amministrazione, sempre per Mestre Terraferma? Io credo che, siccome sono convinta che la pandemia ha cambiato il mondo, quindi non vedo più i centri commerciali come le vede
il collega, io vedo un mondo completamente cambiato. Il mio modestissimo parere, credo che si deve fatto sicuramente una riflessione su quelle che saranno le politiche sociali, perché cambiano le situazioni emergenziali, cambiano i problemi delle famiglie, e quindi su questo va riparametrato tutto l'aspetto del sociale. È la prima cosa da fare, sicuramente, perché stiamo affrontando delle situazioni che prima non avevamo. Quindi su questo sicuramente la massima attenzione. Poi è vero che sono arrivati i finanziamenti, è vero che forse siamo stati anche fortunati, molti dei finanziamenti sono stati finanziamenti vincolati e destinati a particolari opere che sono state fatte, e che a parte di riqualificazione della città, io nominavo Parco Bissuolo, abbiamo fatto tutta una serie di interventi, mi viene in mente il teatro, mi viene in mente le scuole, mi vengono in mente gli impianti sportivi, cioè ci sono stati fatti tutta una serie di interventi in città che erano lasciati lì da parecchi anni, e che permettono anche questi di riqualificare e di dare dignità a un territorio. Quindi io credo che le risorse, è vero che a volte si fanno degli investimenti che si dice che poi si possono vedere nel medio-lungo periodo, è anche vero che devi avere le risorse giuste per poterlo fare. Ecco, io credo che se dovessi essere io, la prima cosa, chiaramente questo non vuol dire tralasciare il resto dell'amministrazione della città, cioè, perché dopo facciamo queste domande che sembrano, no, dico che sta cambiando, è cambiato quello che è il rapporto del lavoro per le nostre famiglie, quello che sta accadendo. Sicuramente un'amministrazione deve essere vicina alla nostra comunità, e lo deve fare, perché sicuramente avremo delle situazioni emergenziali nuove e sicuramente da conoscere. Grazie. Giuseppe. Secondo me la prima cosa da fare è proprio cambiare un metodo di governo, un modo di interfacciarsi alla città. Come dicevo prima, io credo che Mestre e anche Venezia, come capitale sociale e culturale, siano due città ancora molto, molto vive. Il problema è che bisogna interfacciarsi con queste associazioni, con le imprese sociali e con quant'altro, anche perché, come diceva giustamente, i prossimi mesi saranno molto complicati, c'è una crisi economica in atto e ovviamente una crisi sociale, e questa secondo me si può affrontare proprio rigenerando quel senso di comunità che io vedo un po' sempre più affievolito per questo metodo di governo, spesso troppo autocentrato all'interno di una sola persona. Quindi io partirei da questo, e sono sicuro che la città ha la forza per poter immaginare e poter come dire, riprendere un percorso virtuoso, e ribadisco sempre all'insegna della massima qualità. Gli interventi devono essere sempre molto studiati, pensati e curati. Spesso si sono visti, soprattutto negli ultimi tempi, avvicinandosi le elezioni, tante, come dire, ritenteggiature, la control room è stata inaugurata 3 volte, credo, dalla prima inaugurazione ad oggi, e così per tante altre cose. Quindi ecco, bisogna essere molto chiari e ricucire il rapporto con le associazioni e partire assieme a loro per costruire un futuro che può essere sicuramente, non dico sereno, perché i prossimi mesi saranno complicati, ma io credo che Mestre abbia tutta la forza per riposizionarsi in un certo modo all'interno del territorio metropolitano e non solo. Grazie. Allora, io adesso resta l'ultima cosa, io vi chiedo di guardare la telecamera e chiedere il voto agli elettori, perché gli elettori dovrebbero, i cittadini dall'altra parte dovrebbero votare Deborah Nista e Giuseppe Saccà. Prego, se vuoi. Tranquillo. No, io chiedo, quando faccio ovviamente in campagna elettorale si incontrano un sacco di persone, non solo in campagna elettorale, io cerco sempre di fare delle domande molto semplici, ovvero se ritengono che la vivibilità di questa città sia migliorata, se ci sia più sicurezza, se ci siano più opportunità di lavoro, se ci siano economie più floride, se sia migliorato l'arredo urbano. Domande molto semplici, proprio che riguardano la nostra quotidianità. Ecco. Io chiedo ai cittadini di riflettere su questi temi e darci una risposta. Secondo me la risposta è sostanzialmente negativa, anche quando si pensa ai grandi progetti di rilancio di questa città. E quindi credo che sia arrivato il momento di cambiare il segno dell'amministrazione e provare con un'offerta politica, in particolare quella capitanata da Pierpaolo Baretta, che reputo assolutamente più convincente rispetto a quello dell'amministrazione uscente. Grazie.
Prego. Ma la domanda è perché mi ricandido? No, perché la gente dovrebbe Votare votare, me? sì. Ecco. E naturalmente Forza Italia, quindi a cascata. Allora, io credo che il fare bene sia dettato dalla passione e l'impegno. Io amo la politica e amo dedicarmi al bene comune. Con questo spirito mi ricandido e mi metto a disposizione della mia città e dei miei cittadini. Grazie. Bene, io vi ringrazio perché è stata come sempre una bellissima conversazione, un bellissimo Grazie a dialogo, voi. costruttivo, anche un po' più così preso diciamo del solito, però è stato molto, molto gradevole. Io mi rivolgo adesso ai nostri ascoltatori perché venerdì, vorrei ricordare, venerdì 18 a partire dalle ore 16 fino alle 19:30 avremo la cosiddetta maratona elettorale. Quindi ci sarà una serie a gruppi, quindi il primo gruppo dalle 16 alle 17, il secondo gruppo dalle 17 alle 18 e il terzo gruppo dalle 18 alle 19:30. Parteciperanno 53 tra candidati consiglieri comunali e la municipalità, alcuni per la prima volta, altri invece uscenti o che l'hanno fatto nel passato, perché avranno 3 minuti, e sono tantissimi anche se non sembra, 3 minuti a disposizione per promuovere se stessi e il proprio progetto per la città. Abbiamo già messo, o comunque se non è ancora stato messo sarà domani mattina, il nome di tutti i partecipanti suddivisi per gruppi in modo che possano poi essere diffusi e quindi anche richiamare l'attenzione di amici, conoscenti e persone interessate. E quindi vi ricordo allora l'appuntamento venerdì 18 a cominciare dalle 16. Poi ringrazio come sempre i nostri amici, ringrazio i fratelli Trevisan, Alessandro e Massimo Trevisan per l'opportunità che ci hanno dato in queste 3 settimane di essere sempre qui in questo luogo molto accogliente, e saluto i miei amici Andrea Sperandio, presidente di Mestre Mia, Francesco Brunello e Sabrina Scarpa. Domani sera continueranno i nostri incontri, ci sarà alle 20:45 la vicepresidente di Mestre Mia Lucia Cavasin che incontrerà Patrizia Peretti del Partito dei Veneti e Pierpaolo Dozzo della lista Terra e Acqua 2020. Credo di aver detto tutto, ringrazio ancora i nostri ospiti sentitamente e auguro a tutti la buona serata. Grazie.